Chiudo, taglio e voilà. Salve a tutti gli amanti della tradizione napoletana. Oggi facciamo la pizza d'Urutiel, come diciamo a Napoli sarebbe la pizza in teglia. Noi andiamo a fare una semplice pizza con farina, olio, lievito di birra, sale, utilizziamo salmarzano e pomodorini e usiamo i classici ruoti napoletani, sarebbe Urutiel, questo qua la teglia rotonda, e andiamo a fare anche la teglia che troviamo in tutte le case. Andiamo a passare a mano su un tavolo pulito, andiamo ad aprire la farina a cerchio, sbricioliamo il lievito nell'acqua, con una forchetta sciogliamo il lievito bene nell'acqua, mettiamo l'olio al centro, il sale lo mettiamo sulla farina, iniziamo a mettere metà dell'acqua, impastiamo prendendo un po' di farina e inserendola al centro dell'impasto. Adesso inseriamo la restante acqua. Mettiamo tutta la farina, aspettando che si incorpora l'acqua ben bene. Adesso possiamo impastare. Andiamo a pulire tutta la parte laterale e impastiamo. Ci puliamo le mani dall'impasto, altrimenti si attacca sempre alle mani. Ottenuto questo impasto, lo facciamo riposare per circa 3-4 minuti. Dopo circa 4-5 minuti andiamo ad arrotolare l'impasto in questo modo. Mettiamo un po' di farina in un recipiente, mettiamo l'impasto all'interno, andiamo a coprire con edicola trasparente. Adesso mettiamo a lievitare l'impasto, dovrà triplicare se non quadruplicare il suo volume. Io metto sempre un forno preriscaldato a 30 gradi, poi lo spengo e faccio lievitare l'impasto all'interno. Non c'è un tempo, penso che con la quantità di lievito indicato nella ricetta ci vorranno sulle 4-5 ore. L'impasto è lievitato, vedete, è quadruplicato di volume. Mettiamo sul tavolo. Andiamo ad oleare le teglie. Adesso andiamo a pesare le due parti che occorrono nelle due teglie. Non andiamo a stendere con il mattarello, vi faccio vedere un bel trucco per risparmiare lavoro. Dividiamo la pasta per le due teglie, vado a pesare, chiudiamo l'impasto a sfera, così, lo mettiamo al centro delle teglie, schiacciamo in questo modo, lo stesso facciamo quest'altra e schiacciamo. Fatto questo sistema, facciamo riposare l'impasto fin quando non è facile da stendere con le sole mani. Vediamo che l'impasto è riposato e anche un po' lievitato e noi andiamo a schiacciare. Portiamo fino ai bordi in questo modo, facendo sempre attenzione che al centro non sia troppo sottile. Lo stesso anche per questa rettangolare. Portiamo l'impasto con le mani
fino ai bordi, in questo modo. Andiamo a schiacciare il pomodoro San Marzano con le mani. Con il pomodoro pelato San Marzano andiamo a fare la classica quadrata pizzetta, mentre con il pomodorino andiamo a fare quella in due rutielle. Nella quadrata mettiamo pomodoro San Marzano. Andiamo a tagliare la provola o fior di latte o mozzarella, come volete, guardate, spettacolo. Andiamo a mettere a dadini su questa qua con i pomodorini, un po' di basilico fresco, mettiamo una fetta intera, questa la divideremo per 9 fette, quindi facciamo in questo modo, sempre con un po' di basilico ogni fetta. Mettiamo un filo d'olio a tutte e due le pizze e voilà. Andiamo a infornare sul piano più basso del forno al massimo della temperatura, cioè 250-280 gradi. La pizza, quando si staccherà dal fondo della teglia, è pronta e si è colorita sotto, ovviamente. Andiamo a infornare anche questa rettangolare e voilà. Quando si stacca dalla teglia è pronta. A pizza tiepida andiamo a sformare. Voilà. Andiamo a sformare anche questa rettangolare. Andiamo a fare il taglio. Wow. La tagliamo in 9 pezzi. Ecco la fetta. Io sulla pizzetta rettangolare e di obbligo la maionese, un filo di maionese, chiudo, sacchetto di sacca da forno, taglio e voilà. Da una fetta, questa qua in due rutielle con pomodorini, o questa qua con la maionese. Lo faccio un poco e un poco. Ragazzi, iscrivetevi sui miei canali social, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Un bacio a tutti. Alla prossima ricetta.